Benvenuti alla settima rassegna teatrale organizzata da CNA in collaborazione con il Teatro del Pane e la Torre Disegnata. Ci troviamo alla Perla del Sile, a Silea, in una piccola country house della Marca Trevigiana. Questa sera avremo con noi l'artista Fabrizio Paladin, di cui elencherò brevemente la sua carriera. Fabrizio Paladin, drammaturgo, attore e musicista, laureato alla DAMS, disciplina Arte, Musica e Spettacolo, Letteratura e Filosofia di Bologna. Ha insegnato e continua ad insegnare in prestigiose scuole e università estere e anche italiane. Vincitore di diversi premi con i suoi spettacoli, tra cui Premio Gaber. Lo spettacolo, invece, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, è stato oggetto di tesi alla Ca' Foscari di Venezia. Lo spettacolo Hamlet è stato vincitore come migliore spettacolo di innovazione. Scrittore del libro Il teatro e la maschera. Fondatore e presidente del Teatro Studio Maschera. Bene, siamo qui alla Perla del Sile, che è una piccolissima country house a conduzione familiare. Vi presento Alberto, mio marito, Alessandra e Vania, le nostre collaboratrici. Chi sceglierà di venire presso la nostra country house troverà un ambiente molto tranquillo, potrà assaporare le eccellenze del territorio dalla colazione alla sera in base alle nostre proposte. Invece desidero proprio leggervi alcune parole del nostro sindaco di Silea, Rossella Cendron, dedicato alle nostre attività e alle nostre categorie molto sofferte in questo anno. Artigiani, Fabrizio Paladin alla Perla del Sile, il sindaco Rossella Cendron. È un segnale forte, dalle molte valenze culturali e sociali. Oggi qui non si fa solo spettacolo, si parla di società, di turismo e di economia, di creatività, perché è nelle situazioni di crisi che può uscire il meglio dell'imprenditoria e dell'inventiva. La situazione pandemica che stiamo vivendo è un momento che può portare anche grandi opportunità per chi sa coglierle in modo positivo, propositivo e proattivo. Certo, ci si può far prendere dallo sconforto, ma reagire fa parte dell'essenza umana e dell'evoluzione. Quest'idea di portare lo spettacolo dentro le aziende è un modo per far parlare le realtà che stanno soffrendo a causa della pandemia, ma che sanno altresì reagire. Plaudo quindi alla capillarità dell'iniziativa, che ha saputo coinvolgere realtà economiche e culturali in tutto il territorio della Marca. Siamo onorati che la rassegna Artigiani faccia tappa anche a Silea, nella bellissima location di La Perla del Sile. È con immenso piacere che vi presento così e che accogliamo l'artista Fabrizio Paladin, accompagnato da Loris Sovernigo, musicista, compositore e insegnante. Buona visione a tutti e grazie. Arrivo. Buonasera. Allora, sì, purtroppo non siamo in diretta, come vi renderete conto. In questo momento voi sarete davanti, questo momento per voi è ieri, e sarete davanti al vostro computer a fare tipo cane che non capisce. Oddio, no, ci rimango malissimo. Non vi preoccupate. Oggi, cioè domani, cioè adesso che voi guardate la cosa, è che non è meglio. L'attesa che vi crea quella condizione, no? Sì. Cominciamo. Papà, che lavoro fai? Faccio teatro. Nel senso che costruisci teatri? No, faccio l'attore. E cosa fai? Recito. E cosa significa recitare? Significa che faccio altre persone che vivono la loro vita, divento quelle persone. Cosa fanno queste persone? Ma dipende dalla storia. Perché fanno sempre cose diverse? Eh sì che fanno sempre cose diverse. E perché fanno sempre cose diverse mentre noi facciamo tutti sempre le stesse? In che senso facciamo sempre le stesse cose, scusa? Io mi sveglio, mangio, vado a scuola,
Eh, Tu? Beh, messa così anch'io, cioè dormo, mi sveglio, cammino, mi lavo, mi vesto, faccio colazione, vado al lavoro. Vedi Tu- che facciamo sempre le stesse cose? Ah, E quelli che fai tu in teatro, cosa fanno allora? Si alzano, parlano, camminano, si arrabbiano, piangono, litigano, fanno la pace, ridono, insomma, tutte queste cose. sì? E tu fai queste cose di lavoro? Sì? Cioè, tu di lavoro fai quello che facciamo tutti sempre, tipo anche solo parlare? Sì? Allora io non capisco, quindi adesso stai lavorando? No, adesso sto parlando con te. Che differenza c'è? Che non c'è il pubblico. E io chi sono? Sei mio figlio. Perché non sono pubblico? Perché sei privato, sei mio, privato. Sono privato della possibilità di essere pubblico? Senti, non sei pubblico perché non paghi e vaffanculo. Insomma, basta! Il teatro è un teatro. Non è un'arancia o un bignè. Oh. Mi fanno impazzire a me quelli che dicono "Oh, questo teatro è proprio una bomboniera". Col cazzo, non è una bomboniera. Questo è un teatro. Nel momento in cui qualcuno ai matrimoni regaleranno i teatri agli invitati, allora potete dire questo teatro è una bomboniera. Altrimenti, muti! Benissimo, mi sono arrabbiato un pochettino. Ma per calmarci, ora vi proporrò il monologo dei monologhi. Quindi entriamo in un ambiente serio, di certo non molto ottimista, è quello di essere o non essere, tanto per cominciare bene. Stretta. Essere o non essere. Questo è il problema. Se si è più nobile all'animo sopportare i sassi e i dardi di un'iniqua fortuna, o prender l'armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli. Morire. Dormire. Nulla più. E con un sonno dirci che poniamo fine al cordoglio e alle infinite miserie, naturale retaggio della carne e soluzione da cogliere a mani giunte. Bene, ora così è come lo si fa in teatro, con il pubblico seduto, live, eccetera. Ora, qui purtroppo, in questa situazione di Covid, noi siamo costretti a farlo a distanza. Va bene? Allora, per ricreare quell'effetto, quella sensazione di unione fra persone, questa sensazione di comunità dionisiaca, allora adesso io vi propongo di risentire il monologo, intero questa volta, però anche il sottotesto, la vita segreta dell'attore, all'interno, un viaggio all'interno delle sinapsi di questo mestiere. Vado. Essere o non essere. Questo è il problema. Se si è più nobile all'animo sopportare i sassi e i dardi di un'iniqua fortuna, o prender l'armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli. Boh, ora mi giro di là. Morire, dormire, nulla più. Nulla più. Vuoto, cazzo. Devo prendere tempo. Nulla più. E con un sonno dirci che poniamo fine al cordoglio e alle infinite miserie, naturale retaggio della carne e soluzione da cogliere a mani giunte. Che culo, me lo sono ricordato, che culo. Morire, dormire, sognare forse, ma qui è l'ostacolo perché quali sogni ci possono assalire in quel sonno di morte? Fai quello che riflette? No, dai, fa cagare. Ma quando siamo già sdipanati dal groviglio mortale, è la remora questa che ci trattiene, che di tanto prolunga la vita, i nostri tormenti,
altrimenti chi vorrebbe Cazzo, adesso c'è la cavalcata. sopportare le frustate e gli insulti del tempo, le angherie del tiranno, il disprezzo dell'uomo borioso, le angosce del respinto amore, Dai che vado bene. gli indugi della legge, la tracotanza dei grandi e i calci in faccia che il merito paziente riceve dai mediocri, quando di mano propria Non guardarti la mano. potrebbe saldare il suo conto con 2 dita di pugnale. Allora, che cazzo le faccio a fare io le prove? Chi vorrebbe caricarsi di pesanti fardelli, sudando, imprecando, bestemmiando, sotto il peso di tutta una vita stracca? Sto urlando troppo, calmo, calmo. Se non fosse per paura di qualche cosa dopo la morte. Sì, ma no, l'ho fatto da fiction televisivo, devo tornare sobrio. La terra inesplorata, donde non tornò mai alcun viaggiatore, a sgomentare la nostra volontà e a Persuaderci, come cazzo si dice? convincerci di sopportare i nostri mali, piuttosto che correre incontro ad altri che noi non conosciamo. Vai che siamo al finale. Così Pausa, ci fa vigliacchi la coscienza, così pausa. il naturale incarnato della determinazione si scolora al cospetto del pallido pensiero e così Ma quanto sei toppa tu? imprese di grande importanza e pregio vengono distratte dal loro naturale corso e dell'azione perdono anche il nome. Bravo. Grazie. Bene, io adesso esco un attimo dall'inquadratura grande, grazie. Ho bisogno dell'acqua, tanto tagli, no? Ok. Ora rimaniamo su Shakespeare, però non siamo più in una situazione da pornografia d'attore, che è il pezzo che avete visto tratto prima, e adesso invece passiamo a Hamletronic e siamo effettivamente alla fine di Essere o non essere. Alla fine di Essere o non essere arriva Ofelia e infatti lui dice alla fine proprio ma silenzio ora, ecco la vaga Ofelia. E vaga, Ofelia che vaga, arriva vagando. Amleto non è molto carino con lei. Poverina, ci rimane male. Spero capiate la differenza fra il maschio e la femmina. Lei guarda di qua, lui guarda di là. Mio buon signore, io mi domando come sia stato negli ultimi giorni. Io vi ringrazio molto umilmente, sono stato bene, bene, bene. Mio buon signore, ho qui i vostri doni che da tempo vi volevo ridar. Voi vi sbagliate, io non so chi siete e io non vi ho mai dato alcunché. Ma cosa dite, degno signore? Sapete bene che è stato così. Ora riprendeteli che son poveri i ricchi doni da mano crudel. Siete onesta voi? Siete onesta voi? Mio signore, cosa intende dir? Che se siete onesta e se siete bella non le accostate, per carità. Come potrebbero meglio accoppiarsi pura bellezza e bianca onestà? 1000 volte meglio, state sicura, che la bellezza onestà eclisserà. Di questi tempi è cosa normale, in quelli andati non era così. Io ti ho amata, sai, io ti ho amata, sai. E io vaga ho creduto così. Non bisognava prestarmi fede, non potrai mai innestar la virtù in questo ceppo mai tanto a fondo che la sua fibra non ritorni su. Non ti ho amata mai, non ti ho amata mai. Non sapevo foste in grado a mentir. Ofelia, vai in convento, va. Perché vuoi farti matrice di peccatori, tu, eh? Sono anch'io onesto, sufficientemente onesto.
Eppure potrei accusarmi di tali colpe che meglio sarebbe stato se mia madre non mi avesse mai partorito. Sono orgoglioso, molto, ambizioso, vendicativo e con più colpi ai miei cenni che non abbia pensieri per contenerle, né fantasie per plasmarle, né tempo per attuarle. Ofelia! Va in convento, va. Tu eri la speranza, specchio della moda, stampo delle forme, solo bersaglio. Tutti gli sguardi erano su quel principe, ora che cosa rimane di te? Ah, ah, siete onesto voi, siete onesto voi. Ah, ah, è questo ciò che io intendo dire. Da casa potete applaudire, qui sono obbligati a non farlo, ma si stanno rotolando in silenzio. Bene, ora, chiaramente non esiste solo questo modo traumatico d'amare, no? Quando esco dall'inquadratura lo faccio apposta per creare questo effetto tipo dov'è? Dov'è? Torno, ok? Per esempio, secondo me adesso... Vabbè. Perfetto. Allora, inquadratura... Siamo da qua a qua, quindi ci sono. Quello che faremo, adesso vi farò un pezzo di commedia dell'arte, ma senza maschere, infatti farò gli innamorati, che sono senza maschere. Farò sia il maschio che la femmina. Cercate di avere un po' di fantasia, grazie. Al massimo mettete una mano vicino alla barba, davanti allo schermo, ogni volta che faccio lei, va bene? Poi... il monologo che vado a interpretare iniziale è del Perrucci, Andrea Perrucci, inizi 1600. Io per nobilitare il monologo ci ho aggiunto un dialogo fra gli innamorati. Sentirete quanto l'ho migliorato rispetto all'originale. Molto bene, vado. Qui ci sarà un sottofondo musicale fatto dal maestro Sovernigo, che però non si vede perché devono essere solo loro due, va bene? Quindi però, vai, suona, neanch'io lo vedo, quindi non lo vedete neanche voi, quindi non ci lamentiamo. Perfetto. Pensiero, ove ne vai? Cuore, dove voli? Anima, dove fuggi? Oh sì, pensiero, tu, conoscendo non essere abile a star più celato, vuoi palesare gli arcani più occulti al mio bene? Oh sì, sì, cuore, tu, non potendo più soffrire la ferita che ti fece il pungentissimo strale di un guardo, vuoi chiedere il rimedio? Oh sì, anima, tu, vivendo disperata in una schiavitudine non conosciuta, vuoi che almeno sappia le tue catene chi ti carica d'esse e ciò che le compatisca? Ho vegliato 7 notti per ricamare questo fazzoletto, ivo impresso, I di Isabella. Fermati, fermati. Che farai se la sdegnerati, o pensiero? Che risolverai se maggiormente inasprisce col disprezzarti la piaga, o cuore? A che t'appiglierai se riderà delle tue catene, o anima sventurata? Un attimo, grande. Vai, immagina grande, un attimo. Ce la fai? Vai. L'hai già fatta? Che c'è, Flavio? Gentile musico, perché mi si ingarbuglia la favella quando io parlo con ella. Te incarti quelle parole? Sì. Ma no! Ma no, a me ritornate, o pensiero, o cuore, o alma. Volate pure a quella bella che vi innamora. Dimostrate gli arcani, palesate le ferite. Forse ritroverete pietà, balsamo e cortesia. Così mi dice amore. Che in quel bel seno, in amorosa calma, godrà il pensier, il cor e l'alma. Flavio Bisognosi, siete voi? Mi sono sentita chiamare, volevo solo dirvi Flavio, Flavio, Flavio.
Flavio, 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 Flavio. Interrompete, vi prego, di pronunciare il mio nome. In realtà il cuor mio non rugge. Non regge, ma ruggire rugge. Degno ancora non sono di portare il peso del vostro riguardo sol perché il mondo v'ho minato. Il nome che ha dipinto la bocca di tanta gente indegna no. Udir pronunciare il mio nome dalle vostre labbra è troppo. Chiamatemi solo bisognosi. Nell'ampiezza della stirpe ne risulterete meno macchiata. Bisognosi, io non capisco per quale arcano voi vi premuriate a tal guisa per ciò che dalle mie labbra potrebbe sortire. Invece di risposta vogliate accettare questo. È poco, certo, ma mi ci sono voluti 14 giorni per ricamarlo. Un fazzoletto con un piccolo ricamo, piccolo, ma costommi arduo impegno. Intra le infinite tue virtù non pensavo poter numerare financo l'arte sartoriale. Infinite virtù io, oh Isabella. Amor rende aboli non sol ne ricam dei diagoli. Amor rende abili non sol nel ricam dei dialoghi. Financo dei fazzolettoli. Voglialteglio accoglierglio. Voglialteglio prendetelo, è vostro. Oh Flavio, io non capisco cosa volete dire. Isabella, voi siete musica, la prego. Segna. Isabella, voi siete la luce della mia vita, l'aria che respiro, il sole che mi scalda, la luna che mi ispira. Per voi, gli astri tutti, porterò sull'ali dolci dell'amore, ed essi, soli al tuo cospetto, in continua eclissi sarebbero a trovare. Oh Flavio, bisognosi, ragione atta a celare i miei sentimenti più non scorgo. Troppo mi sono rattenuta nel riserbo e nella prudenza, ma ora, oh il desio mio d'esser teco s'accosta per il sempre mio, seppur giovane e inesperto cuore, come l'ali per l'uccello, come il pallore per la luna, come i raggi per il sole. Non ti prendere gioco di lui, scardinando così le deboli e fragili leggi dell'universo, altrimenti il mio cuore, con l'universo stesso, ne morrebbe. Flavio, chiamami solo bisognosi, e se potessi fermarmi lo farei. Se potessi avere una scelta potrei anche accontentarti, ma scelta io non ho. Bisognosi, mi fuggo, prezioso tesoro, in quest'ora. Un turbinio d'emozioni mi dipinge il volto di rubino. Come, caro? Arrossisco, cara. Oh, tenero poeta. Allora, mami, t'amo. Mamma, l'amo. E tu, mami? Oh, io temo. Temo, ma t'amo. Ma se mami perché temi, anch'io t'amo. Oh, temo il tuo tamo sia passeggero, sì come il profumo del timo. Verba volant, Flavio, perciò temo. Sì, ma scripta manent, Isabella, io non temo. E se vorrai dei miei tamo riempirò un tomo. A tema. Oh, più non temo, Flavio, bisognosi e bisognoso dell'amor tuo come dell'aria che respiro. A domani, romantica, piccola, grande, infinita, infinito amore, qui, sempre qui, nell'ora in cui il sole arrossisce a contatto con la terra d'orizzonte. Quando, vita mia, al tramonto, mia adorata. Addio, addio. E adesso, invece, abbiamo un tipo d'amore un po' differente, un po' più moderno, come dire. È un amore dei primi del Novecento. Completamento d'amore. È stato in un pomeriggio di marzo, quando per la prima volta capii che lei mi avrebbe visto, sapendo che lo avrebbe fatto. E fu su una vasta campagna nella quale solevamo, lei e io naturalmente, dopo questo primo incontro, amoreggiare un po'. Quel pomeriggio di marzo fu il primo, e dopo un impacciato approccio arrossito, prendemmo a Onolo una barca per sole 3 lire. E via a solcare le acque di quel lago, che per dirla tutta abbisognavano di grande sforzo di spalle e di bicipiti nella maschia vogata per far alzare i capelli di Isabella al vento della navigata. Ma fui così determinato che feci soffiare il vento in quei capelli. Fu allora che mi resi conto che a Isabella mancava un orecchio. Ma come? Proprio un orecchio?
Voglio dire, non è un dito, di dita ne possediamo 10, ma mi sento di dire che a livello di fabbisogno essenziale e personale qualcuno potrebbe anche essere superfluo. All'amor mio mancava un orecchio, invece. Aspetta, non ho visto se da che l'altro lato. Sì, l'altro c'è. Vabbè, dai. Non è grave, vorrà dire che quando non avrò niente da dirle, le starò da questo lato. Quando avrò da dirle qualche cosa, mi sposterò dall'altro. È solo che sì, ormai Isabella aveva visto che io avevo notato la sua anomalia. Quindi abbassò un po' il ciuffo di capelli, arrossì, mi guardò, sorrise piano e mi disse: non vorrei essere indiscreta, io sto bene qui, ma mi domandavo, visto che a me manca un orecchio e visto che a te manca un occhio, quando stiamo così io guardo per te, quando stiamo così tu ascolti per me e alla fine ci baciamo. Da allora io e Isabella stiamo ancora insieme, vero? Cosa? Chi cacchio ha parlato? E adesso si conclude per come ci piace concludere a noi, con la canzone dei vini, da repertorio Cotrino Amiolo. Qua, grande. Sento fosco, se non te me passi il refosco, non mi cerma un fiasco e assi me ruttar. Pardon, me sento brusco, se non te me passi il lambrusco, che ga più gusto, che poi voglio cantar. Una canzone che col gargarozzo secco e col prosecco se va a lubrificar. De bicchieri tanti e tutti impeniti de chianti. Salute a tutti e il rosso sorseggiar. Yo, 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 yo. Volaria sopra la terra con una bella mongolfiera e un bel bicer de rosso barbera, rosso de sera, bel tempo col barbera, che non go voglia più de lagrimar. Lagrime de fame mischiate col verduzzo, se il modo giusto per gli altri consolar. Ma mi sento a posto e il corso è al posto giusto, mi manca solo il gusto del stomaco rimpinzar. E vorrei la luna che la sera mi dispera, ripassimi il barbera, me voglio consolare. Yo, 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 yo. Yo, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yo, ya. E volisse luna
che la sera mi dispera. Ripassamo Barbero. Aia, me voglio consolar. Merci beaucoup, grazie a tutti quanti, è finita. E oggi è già domani. Oh, vi facciamo viaggiare nel tempo, ragazzi. Vedetela e tutta questa registrazione dovete vederla e fare il tifo come se fosse in diretta, perché è un esperimento spazio-temporale. Ok? Chi l'avrebbe detto? Ok, io penso che ho finito, adesso deve arrivare qualcuno. Arrivi? Sì, arrivo. Mi metto la mascherina? Benissimo. Complimenti. Favolosa. Oh, ti divertita? Divertitissima. Bene. Vi ringraziamo moltissimo di essere stati con noi. Il prossimo incontro sarà venerdì prossimo presso Print Materia di Vedelago con l'artista Silvia Brugno, danza contemporanea. Buona serata a tutti e un abbraccio. Grazie.